Ricordatevi queste due date, 5 e 6 luglio, perché in questi giorni si è scritta la storia. Un gruppo di amici hanno creduto, hanno lavorato sodo con amore e passione e sono riusciti a creare un evento destinato a passare negli annali dei raduni. Non uno qualsiasi, ma il primo raduno di tende e furgoncini camperizzati targato Friuli Venezia Giulia. Oggi 27 equipaggi si sono stretti a pugni, appassionati del settore hanno voluto raccontarsi e condividere le loro passioni, il loro amore e la voglia di vivere la vita racchiudendola in un'unica parola: van life. Ci troviamo ad Anduis, Vito d'Asio, poco distanti dalla riserva naturale del Cornino. Sotto di noi l'Arzino, uno dei torrenti più belli del Friuli. I veri protagonisti? Anime libere, gente che viaggia e lo fa con il loro mezzo, ognuno settando la seconda dell'esigenza, delle proprie necessità e possibilità economiche, tutti con passione e amore. Sono sfilati dinanzi a noi i mezzi più tecnologici. Allora, iniziamo subito. Quanti chilometri ha questo furgone? 1.237.000. Raccontati da esperti precisi e accurati. Che macchina hai? Oh no, questo allora siamo partiti. Ok, una macchina con 4 ruote. Gente che non ha dormito la notte per creare e migliorare il loro mezzo. Fantastico. Va bene, sei contenta? Sì, grazie. Si è creato da subito quello spirito giusto, passione, condivisione e amicizia, un mix esplosivo, quell'equilibrio magico che sa fondere natura, avventura e motori, perché ricordatevelo sempre, se a casa tua dormi, su questi mezzi vivi la vita. In questo video ogni equipaggio vi racconterà come ha trasformato il proprio mezzo, tante idee, tante informazioni di chi ha messo mano e ha testato a son di uscite le modifiche fatte. Niente di preparato, girato tutto a pancia, quindi prendetevi carta e penna e prendete appunti, perché il nostro intento è quello di portarvi in questo mondo e farveli innamorare. Stiamo per arrivare al punto d'incontro del primo raduno tende da tetto Friuli Venezia Giulia. Hai sbagliato strada. Ho sbagliato strada, ma porca zozza. Porca miseria. Eccoci qua, abbiamo ripreso la strada giusta. E strano però che ho sbagliato strada. Non capita mai. Allora, zona strepitosa, perché abbiamo l'Arzino, uno dei fiumi più belli del Friuli Venezia Giulia, e siamo tra l'altro in una zona, mettiamola prima qua, su, ok, siamo in una zona dove ci sono le pozze smeraldine a pochi chilometri da qua, che vengono considerate le Maldive del Friuli Venezia Giulia. Ciao, buongiorno, ciao. Ciao ragazzi. Poro Patto, Gianluca. Eccoci qua, perfetti. Quindi 1900? Vai. 1986. 80. Ma no, Sì, 72, no, dai. Quindi tempo di sistemarci e poi via a curiosare e ficcare il naso nei mezzi degli altri. Ma questa signorina qua in questa macchina ci mette 4 cani grandi più o meno così. Sì, un lupo cecoslovacco e un ciao ciao. Ok, fantastico. Tenda da tetto? Sì, tenda da tetto Owen. Come ti trovi? Molto bene. Fate libera? Sì, abbiamo fatto 2 mesi viaggio in Spagna, quindi abbastanza 2 mesi tutti in libera? Sì, 2 mesi. Mai toccato No, un campeggio? No, abbiamo toccato 2 campeggi forse. D'accordo. Sì. Però principalmente spiaggia e posti liberi in natura, sì. Vi siete trovati bene? Benissimo. All'interno avete camperizzato, messo qualcosina? No, purtroppo no, perché ci serve tanto spazio anche per le cose per i Ovviamente, cani, ovviamente. se ci stanno i Quindi cani non ci stanno. Intanto la tenda. Okay. E con la tenda come vi trovate? Allora, molto bene, è molto spaziosa, ci stiamo in 2, ma c'è ancora spazio, quindi un eventuale bambino o anche un cane un po' più piccolino ci starebbe, quindi spazio ce n'è tanto, ci sono tasche, taschine, abbiamo le borsette, quindi è facilissimo ad aprire. Allora, noi abbiamo un pezzo in aggiunta, che adesso non so se si vede qua, si può infilare. Sì. E viene messo in tutto intorno, e quindi abbiamo tutta questa parte tipo noi la chiamiamo dépendance, quindi si può stare dentro con 2 sedioline, il tavolino eventualmente se piove, ci si può cambiare, quindi è molto comodo. Okay. C'è anche la parte sotto sul pavimento, quindi si lascia le scarpe o eventualmente le valigie, ed è comodo se ci si ferma in campeggio per magari più tempo. Noi ci spostavamo ogni notte, quindi era difficile, ogni volta metti e togli, però in 5 minuti uno mette ed è a posto. Ha una porta e una finestra, quindi veramente super pratico. Benissimo, una domanda, in libera in Spagna avete avuto qualche problema? No. Non era stagione, bisogna dire, era febbraio-marzo, quindi non c'era tanta gente. Avete fatto località turistiche importanti? Sì, ma anche... E non vi hanno mai bussato al finestrino? No, Quindi... no, fortunatamente no. Super esperienza che consigliamo a tutti. Ci sono tantissimi posti naturali, canyon,
bellissimo, anche posti proprio sul mare. Ok. I posti più importanti che avete toccato in Spagna? Così. Allora, sicuramente Barcellona, Malaga, Siviglia, Marbella, Cadiz, tutto, abbiamo fatto tutta la costa e tutto l'interno, Madrid, Pampanera. E con i cani? Con i cani. Complimenti. Grazie. Bravi. Allora, ciao Leonardo. Ciao. Una domanda, perché quella macchina lì? Perché no? Perché no? È la risposta giusta. È divertente, non si vede spesso in giro, mi piace da guidare, poi è un true classic degli anni 80, 1983 questo. Bellissima. È un po'- Allora, ovviamente non hai camperizzato nulla all'interno, no? La macchina è così originale. Abbiamo solo messo la tenda. Hai messo il tendone sopra, ecco, questo qua è il Motore, motore. no. Questa tenda qua voi la vendete? Siete Sì. rivenditori o No. la producete voi? La facciamo produrre contro terzi, è Certo. un design nostro Mhm. completamente. Quindi un Abbiamo- progetto vostro? Esatto, ci abbiamo messo circa 2 anni per cercare tutte le migliorie, tutte le cose che potevano migliorare l'esperienza di chi la usa e abbiamo Certo. deciso di portarla sul mercato col nostro marchio. E prossima tenda sarà con il guscio tipo Sì. Maggiolina, James Quello Baruto, stile giusto? lì. Mhm. Faremo una tenda cargo molto più destinata quasi al mercato off-road. Vogliamo qualcosa di robusto, di resistente, ma non posso dirvi ancora tutto. D'accordo, benissimo. Voi avete un sito? Esattamente, www.diflyoutdoor.com, ci trovate lì potete trovare i nostri prodotti, la nostra storia, potete conoscere il team, avete i nostri blog con vari consigli, varie cose. È una tenda eccezionale, vedo, cioè è veramente Allora- molto molto figa e fatta bene. È soprattutto molto spaziosa, questo qua è 2,40 m per 1,40 m di materasso, Mhm. quindi è più grande di una piazza e mezza. Mhm. Abbiamo il cielo panoramico all'interno, Mhm. quindi Che non è roba da poco, di perché... notte potete vedere le stelle. Esatto, aumenta l'esperienza. Esatto. 2 prese d'aria su tutti e 2 i lati per favorire la reazione. La cosa più importante per noi, secondo noi, sono le finestre automatiche. Finestre automatiche. Esattamente, con l'apertura della tenda, sfruttando il meccanismo di apertura, si aprono automaticamente senza dover inserire le astine, che su veicoli alti come può essere un fuoristrada è molto più comodo perché non devi andare ad arrampicarti sul mezzo per dover mettere le astine. Fantastico. Poi ovviamente noi, il nostro secondo me punto di forza è che diamo la possibilità al cliente di scegliere il colore che gli piace di più. Ok, quindi abbiamo tre colori disponibili, che è la nera che sta bene su tutto, la color sabbia e questa che è la verde. D'accordo, verde militare. Vedo qua che avete un porta oggetti. Questo qua è un È di altro- serie? È un nuovo prodotto, un nuovo accessorio che stiamo testando e lo vorremmo portare sul nostro shop. A Fantastico. breve lo possiamo trovare là. Ah, fantastico. Cosa? In quanto tempo si monta questa tenda? Noi abbiamo fatto il test, la volta che siamo stati di meno correndo sono stati 1 minuto e 53 Per aprirla. per aprirla. E per chiuderla? Sei quasi sullo stesso tempo perché l'operazione è simile solo al contrario. Ok. Qualche minuto in più giusto per la chiusura della zip. D'accordo. Piacere Kevin. Ciao Kevin. Allora, che macchina è? Allora, la mia è un Jimny Mhm. 4x4, piccola nella sua categoria, è un 2 posti D'accordo. e l'abbiamo iniziata a camperizzare con piccole cose. Vabbè, la prima è stata la D-Fly. Ok, abbiamo messo una tenda da tetto sopra. Sì. E come ti trovi? Allora, questa è la seconda uscita che Sì. abbiamo fatto. Sì. Abbiamo fatto prima una in inverno a febbraio ed è stata un po' così. Impegnativa. Impegnativa. Avete il guscio esterno? No, difatti Ok. siamo andati e poi Vi parlando... siete abbracciati tantissimo. Esattamente. Benissimo. Dopodiché abbiamo deciso, anche pensato con i ragazzi di Fuorischema, di provvedere in un futuro al Cinebasto. Ho fatto fare da questo ragazzo che si chiama Formica, proprio Sì. di cognome, Sì. la struttura interna Sì. con i 2 supporti laterali per il piano che è regolabile in altezza in Sì. base a come si vuole. Stessa cosa il portapacchi Sì. e i 2 rack laterali con un tavolino e là non ho ancora messo ma sono supportate 2 taniche d'acqua. Fantastico. Poi qui ci sono dei box con tutta l'attrezzatura. Ah, d'accordo, per- non sono estraibili, c'è il sportellino. C'è lo sportellino ma se si alza è comunque estraibile. Ah, d'accordo, Perciò puoi metterli ovunque tu voglia. perfetto. Con la cosa per mangiare, cucina e tutto quello per la cucina. Perfetto, come alimentazione vedo che hai un power bank. Sì, della Bluetti con il... Come ti trovi? Molto bene. Molto bene. Io lo uso anche a casa per qualsiasi elettrodomestico e E funziona molto bene. Sì, E molto. che potenza ha?
È un 1800 watt. Hai anche i pannelli solari? Sì, c'è anche il pannellino solare che è separato, ma è un 200 watt. Benissimo, sì. Assolutamente. Ok. E di fatti di collegato c'è il frighetto, un 36 litri, che è sempre Strepitoso. collegato. Sì. Ok, macchinina, con questa qua andate ovunque praticamente. Ovunque. Sì. C'è stati i primi piccoli problemi quando ho appena comprato di mettere qualcosa di pesante, ciondolava, perciò la prima cosa che ho fatto è sospensioni nuove. Ciao, come ti chiami? Stefano, Benissimo, cosa hai camperizzato? un Fiat Scudo, quello che usiamo per portare a scuola i ragazzi. Ottimizzata al 100%. Cosa avete fatto? Niente di che, abbiamo comprato un materasso su misura e abbiamo costruito una struttura in legno modulabile su un letto Certo. singolo che diventa matrimoniale. Cioè, allora, è una figata ragazzi, perché già così, con poco, buongiorno, già così con poco si riesce a fare un campeggio, direi, Noi siamo più oltre che le comodo. 40 notti all'anno dormiti qua dentro. Liberi soprattutto. In libera. Sì. Fantastico. Una tanica d'acqua, Ok. gli spruzzini per lavarsi, La doccia. il portapotti. Basic ma ben organizzati. Allora, tanti hanno il dubbio, dicono ma in libera c'è casino, c'è casino. Voi avete mai avuto problemi? Un paio di volte. Ma solamente in grandi città dove non dormiamo più. Sì, D'accordo, non devi andare ok. nelle grandi In città. grandi Benissimo. città c'è da aver paura. Per Vabbè. questo Quindi voi avete avuto esperienza a grandi città, parcheggi magari dei supermercati, Esatto, ma- dove la sera c'era qualche movimento, qualcosa. Esatto, cose del Ok. genere, su sì. Park Fortnite trovi in libera su tutti i paesi vicini alle città, è meglio andare fuori città e trovi proprio la libera con Park Fortnite. Energia elettrica, come vi organizzate? Ma semplicemente usiamo dei power bank. Basta. Basta. Null'altro. Una Blue Yeti grande, no, no, niente, niente. pannelli solari non ci No, sono. no. Allora, la vacanza minima sono una settimana solamente col power bank. Sì, perché andando avanti carichiamo il power bank. Sì. O comunque i vari dispositivi. cellulari, Ok. Abbiamo i cellulari, le telecamere, appunto, Power bank. il computer della bici, perché Ok. facciamo anche viaggi in bici. Quanti power bank avete? Io ne ho tre. Benissimo. 3 più E- uno Tre da grande 10.000 milliampere e uno da 20.000 però, quindi uno più E poi grande. quello grande booster. Sì, poi booster che non uso quasi mai. Mi D'accordo. bastano Frigorifero minimal. Sì, Adesso minimal. un attimo, aspettate. Questo è il frigo minimal. 12 Sì. volte. Vi basta? Per una settimana vi Sì, basta? perché noi mangiamo quello che c'è, nel senso che diventiamo a un certo punto crudisti, oppure andiamo ai supermercati, prendiamo quello che c'è e quello cuciniamo al momento. Sì. Ok, quindi alla giornata proprio. Sì, esatto. E se siete in luoghi sperduti? Facciamo rifornimento per 2 o 3 giorni. Difficile che Sì. tu andiamo in luoghi Prendiamo sperduti per merce non 2 o 3 giorni. deperibile. E prendiamo merce non deperibile, quindi Ah, verdure, d'accordo. frutta. Sì, certo, che ormai nei supermercati Sì, ne trovate ci senza arrangiamo. problemi. Un'altra domanda, la doccia? La doccia. Mostra, Perché qua una mostra. settimana la doccia ce la facciamo, no? No, anche 2 o 3 volte al giorno. Ma a parte che andiamo in Ok. spiaggia, noi andiamo in spiaggia, ci levavamo in spiaggia, se Certo. eravamo in Francia, siamo andati in piscina a nuotare due volte. Tanti in lo fanno, tanti Esatto. lo fanno. Oppure abbiamo con questo. D'accordo. E con questo ci facciamo due docce a testa, compresi i miei capelli. 2 litri. Sono 2 litri. Con 2 Sì, litri. sì, c'è Perché è sapone vaporizzata. sì. È vaporizzata con D'accordo. sapone Fondamentale. Quindi Sapone uno si naturale. sapona e l'altro lo lava. Sapone Sì. naturale. Lavoro di Sì, squadra, sì. immagino. Ed è fondamentale il sapone naturale, perché fa Sapone- pochissima e schiuma non inquina. ed non inquina. E per l'inverno come fate? Ma in realtà abbiamo un piumino molto grosso che Sì. fino a 0 gradi esterni Sì. ci stiamo tranquillamente. Sì, poi scaldiamo. Parcheggiamo la Ma è macchina. un piumino tecnico? No, no. Piumino è un normale piumino che si compra preso in così, supermercato, casualmente. E con quello vi basta? Sì, ci Sì, basta. Fino a che Fino temperature a siete zero. arrivati? 0 gradi, Fino a zero. sopra i 0 gradi comincia proprio a non riuscire a stare Sì, più sì, dentro. sotto i 0 gradi. Sotto Ah. i 0 gradi. Ok. Ce la fai. Lasciamo il furgone. Allora, il furgone ha un condizionatore di serie molto importante Mhm. perché ha destra e sinistra, davanti e dietro. Lasciamo il furgone già messo con tutto caldo e in folle. Sì. E il primo che si sveglia gira la chiave 2 nell'arco minuti di 2 e minuti. caldo. Noi abbiamo 20 gradi qua dentro. Sì, Penso così te. poi ci alziamo E ci allora andiamo. ci alziamo, ci facciamo una piccola rinfrescata, ci vestiamo e via. Ciao, come ti chiami? Massimiliano. E ciao. cosa hai camperizzato? Noi abbiamo questo Opel Vivaro che abbiamo acquistato usato un paio di anni fa, è un 9 posti. Noi viaggiamo in 3, lascio comunque è un 6 posti marcia perché il sedile è montato, ho tolto solo la terza fila di sedili. Certo. Questo mezzo lo uso quotidianamente per lavoro, casa. Come macchina. Come macchina, esattamente.
Allora, abbiamo montato una tenda sul tetto che è una Gear Rock Cottney che da aperta il materasso ha una dimensione di 210 cm x 160, quindi come un letto matrimoniale. La bambina ha ancora 8 anni, quindi dormiamo per ora tutte e tre su, esatto. D'accordo. Come ti trovi con questa tenda? Ma veramente bene, devo dire la verità, estate e inverno abbiamo dormito con -10, con vento, con la tenda ha anche il guscio? All'interno c'è un cappotto interno che adesso non ho, l'abbiamo lasciato a Trieste la stagione, ma devo dire la verità, fa una differenza enorme. L'eventuale condensa, perché ovviamente quando fa tanto freddo fai fatica a lasciare giro d'aria per evitare la condensa, l'eventuale condensa te la butta tra questo cappotto interno e la tenda, quindi al mattino basta che dai un colpo con uno straccio all'interno di questa tela e sei completamente asciutto. Ma soprattutto abbiamo montato un cinebasto, guarda, vieni dall'altra parte. Vengo. Abbiamo montato il cinebasto sotto, usavamo quella valigetta normale, il cinebasto, la valigetta con la tanica da 5 litri sopra. Quindi la mettevate fuori? La appoggiavo fuori, però era una rottura di scatole, sempre puzza di gasolio nel furgone, quindi alla fine l'ho smontato, 120 euro su Amazon, l'ho smontato, ho buttato via il serbatoio, ho usato solo la parte di cinebasto montata sotto. Abbiamo fatto il tubo, sia il buco per l'aria di aspirazione da dentro l'abitacolo e idem il secondo buco che porta l'aria calda dentro l'abitacolo. Abbiamo messo una Y, un tubo mi scalda l'abitacolo per evitare che ghiacci l'acqua e il cane, e l'altro abbiamo messo questa bocchetta che è una bocchetta magnetica che puoi vedere qua, alla quale tolto il tappo ci metto il suo raccordo e mando su il tubo in esterno direttamente dentro. E quindi scaldi direttamente la tenda. Noi con -10 e vento avevamo in tenda 21 gradi da dover tenere aperte con il cinebasto messo al minimo, perché un 5 kW fa un botto. Una domanda, e questa finestra è di serie? Questa finestra qua, altra modifica che abbiamo fatto, è per il cane, perché sennò mi sono fatto fare, guarda, questi piccoli supportini sono fatti stampati in 3D da un tipo che ha la stampante 3D, e ho messo questa rete, è fissato con un bullone, quindi dall'interno non faccio altro che a mano svitare il bullone se voglio togliere la protezione, ma così mi permette di lasciare la finestra aperta ed evitare che insomma qualcuno possa mettere le mani dentro o che il cane possa uscire. La scala? La scala, la tenda nasce con la sua scala telescopica classica, avrebbe 3 punti d'aggancio, laterale o posteriore. Ma siccome viaggiamo sempre in libera e non vogliamo avere ingombri che escano dalla sagoma del furgone, l'avete messa sul portellone? La scaletta sul portellone, e questa è fissa, e quindi posso parcheggiare e salire dove voglio. Se non apro, se le tendine qui le arrotolo invece di usare le stecche, resto perfettamente in sagoma e posso stare dove preferisco. Una domanda importante: in libera hai mai avuto problemi? Zero. Mai da nessuna parte? Ti hanno bussato la comunale? Però niente? No, abbiamo sempre usato un po' di buon senso, logicamente, che penso sia alla base di tutto, ma non abbiamo mai avuto problemi né in montagna né all'estero. Adesso per Pasqua siamo andati, abbiamo fatto Slovenia, Ungheria e Romania, abbiamo fatto 3000 km in 10 giorni, abbiamo dormito una notte in campeggio a Budapest, terribile, sembrava di essere nel parcheggio neanche in una cosa, avevamo i compressori di un ospedale vicino, sirene, era stata la notte più brutta di tutte e l'unica in campeggio. Una notte in un'area di sosta a Maribor, tutto il resto dispersi dove capitava. Mai avuto problemi? Mai avuto problemi. Allora, impianto idrico? Quello che ci dà il limite massimo quello che ci limita nell'autonomia, diciamo, nella libera, è l'acqua. Abbiamo in linea di massima 100 litri di acqua. Non sono pochi 100 litri. No, però diciamo che noi abbiamo considerato che fra docce, alimentari e tutto quanto, noi stiamo fuori 3 giorni interi con 100 litri. Usiamo una media di 10 litri d'acqua a testa al giorno. Poi non è proprio ben ridistribuita la cosa, perché 2 donne con i capelli lunghi usano più acqua di te, sicuramente. Di me, ma insomma, a questo serbatoio abbiamo collegato i filtri della AT-Block, non vorrei dire una marca sbagliata, comunque mi mantengono l'acqua potabile per dei giorni. Sono ma sono delle pastiglie? No, Aqua Travel. Aqua Travel è la marca del kit di filtri. Allora, intanto, quando mettiamo l'acqua, già a monte la filtro mentre ricarico, così evito che entrino briciole, ruggine, sabbia, eccetera. Dentro c'è una pallina d'argento.
rotonda, che così anche quando c'è poca acqua, l'acqua se va in un angolo del serbatoio la pallina rotola nella stessa direzione essendo rotonda. E poi ci sono due filtri di cui uno fatto a membrana e uno non voglio darti informazioni tecniche errate, va bene, ma mantengono l'acqua potabile e devo dire la verità completamente senza odori né quindi niente. non siete mai finiti in bagno tutti e tre? No, mai. Oh, allora vuol dire che Questo funziona. esatto. Certo. In merito alla doccia e all'igiene personale abbiamo questa caldaietta qua con la sua bombolina. Ho messo giusto questo pannelletto perché da qua escono i fumi. Ma vabbè, dormite sopra voi? Noi sì. dormiamo sopra. Ok, quindi non avete il problema di aver paura che il gas ci sia dispersione a parte di che gas? comunque anche in inverno lasciamo comunque i finestrini un po' aperti per il cane in ogni caso, ma a prescindere da questo non abbiamo questo problema perché siamo sopra. Qua c'è la doccetta che è collegata direttamente alla caldaia, quindi ci si lava qua fuori, tutto aperto, oppure abbiamo uno di quei box pop-up se si è in un ambiente con altre persone vicino per avere un minimo di privacy. Un portapotti messo lì davanti per poterlo sfilare se serve, una batteria da 100 A per i servizi, messa sotto il sedile dei passeggeri, sotto la panca dei passeggeri, collegata con un caricabatterie DC-DC all'alternatore, quindi io con la batteria carica ho un giorno e mezzo completo di autonomia a furgone spento. Noi di solito viaggiamo sempre, ogni giorno ci spostiamo e di conseguenza nell'arco di 2-3 ore la batteria è di nuovo carica e non ci sono problemi. Ciao, tu chi sei? Cristian. Benissimo Cristian, allora hai camperizzato che cosa? Questo Patrol del 98. D'accordo, valore della macchina senza camperizzazione all'incirca? Camperizzazione sui 20-25, in quanto è un mezzo un po' particolare perché è un mezzo operativo ONU. E adesso è resa civile chiaramente, d'accordo. Quindi è un po' una storia a sé. D'accordo, dove l'hai trovato? Cioè un mezzo ONU, dove l'hai trovato? Contatti, ma lei di base ha operato in Kosovo. D'accordo. E poi ha fatto Albania, altri giri, poi è arrivata in Italia e poi l'ho acquistata già comunque col dispaccio militare da un italiano. Benissimo, allora la camperizzazione l'hai fatta te? In parte comprato, in parte fatto io. Fammi vedere. Allora, abbiamo cassettoni. Scusami. No, tranquillo. Sì. Cassettoni, qua mettiamo sedie e tavolino. D'accordo. Qua nell'altra qua c'è il tavolino. Va bene. Questo qua ha un problema. Ok. E vedo che questi qua sono della Bison, esatto, giusto? Sì. Anche quello lì sopra. Bravissimo. È della Bison, d'accordo. Ho già preso un po' di cose, sono un po' alta perché l'ho rialzata con i socchi. Come ti sei trovato con la Bison? Costa un sacco, costa. Sì, però sono bei prodotti, cioè anche come fattura, come verniciatura a polvere li trovo ben fatti. Vale la pena? Secondo me sì. D'accordo. Secondo me sì. Poi ho messo un po' accrocchiate, diciamo, un po' di ceste che mi tornano comode anche delle eventualità che dovessi dormire dentro. Posso rimuoverle e metterle di qua. Qua è classico estraibile. Benissimo. Davanti c'è un frigo compressore, un vai, fammi vedere. Ustia, che frigone enorme. Bisogna avere cibo fresco. Sì, soprattutto birra fresca. Anche soprattutto, esatto. Niente, qua appunto c'è il frigo. Ok, c'è un generatore, c'è qualcosa? No, batteria e servizi. D'accordo, va bene. E davanti cosa abbiamo? Vabbè, un po' di disastro. Dai, giusto per anche la bombola antincendio. È un po' ovunque quello. Ok, guarda, strepitoso, si vede che è una roba vissuta. E hai scelto. C'è il portamitraglietta anche di là. Benissimo. Hai scelto la tenda della James Baroud perché? Per avere la qualità di una tenda, di un prodotto valido. E perché hai scelto il modello che si apre a libro piuttosto del modello che si apre in modo orizzontale? Per orientarmi meglio in condizioni ventose. Bravo, questa cosa non ci avevo pensato, giusto. Ciao, tu chi sei? Riccardo. Ciao Riccardo, allora cosa hai camperizzato? Un Hilux, Toyota Hilux. Benissimo, valore del mezzo? 18-20. D'accordo, ok. Raccontami cosa hai fatto. Vedo un cassone in alluminio. Sì, questa era una cellula montata su un L200, l'ho modificata un po'. D'accordo. Qua dentro cosa ci metti? Qua dentro, qua sotto, di solito il serbatoio dell'acqua, la batteria servizi, un po' di attrezzatura per varie evenienze. Certo. Impianto elettrico laggiù. Ok. Che metto fuori il... L'hai fatto tu l'impianto elettrico? Sì, come mio papà. Bravissimo. E metto fuori il pannello solare quando serve. Hai un pannello solare? Sì, di quelli portatili, morbidi, sì, quelli leggeri. EcoFlow, non mi ricordo.
Me l'ha regalato, non Ok, non vabbè, non l'hai pagato, No, quindi non esatto, te ne frega. esatto. Benissimo. Andiamo qua, vediamo dietro. Dietro sopra Madonna. è stivaggio. Di solito qua metto sedie, tavolo. C'è tanto spazio, eh? Boh, dai. Qua ho fatto. I cassettoni li hai fatti tu? Sì, sì. Bravissimo. Qua cucina. Bellissimo. Qualcosa cucina e di là un cassetto grande per Bello. mangiare, Sì, tutto sì. quello che serve Guarda. mangiare, quello che serve ecco, per cucinare. questa tipologia di cassettone secondo me è estremamente comoda, l'ho utilizzata anch'io perché puoi Sì, creare esattamente con questo sistema, vedete, a baionetta, puoi creare spazio a seconda di quanto ti serve e come ti serve. Esatto. Bella idea. Sopra cosa abbiamo? Sopra abbiamo una Only Moon vecchia ma Funzionante. molto funzionante. Ok. Molto funzionante, suoi pro e suoi contro come tutte le tende. E quanto ci metti a montarla? Neanche 5 minuti. E Un po' di più a togliere il telo. e a chiuderla? Qualcosina in più. D'accordo. Ok, Meno di 10 comunque. Ma non è incasinata? No. D'accordo. E poi abbiamo anche un tendalino? Sì, Ok. è un 270 gradi autoportante. Mhm. Molto comodo, l'ho preso da poco ma Ok. Principalmente, molto comodo. Principalmente fai libera? Sì, solo Hai mai libera. avuto problemi in libera? No, Da ancora nessuna no, parte? no. Non si è Mai. mai venuto a bussare nessuno, No, mai. mai avuto casini. Mai. E il periodo più lungo che hai fatto in libera? 2 settimane. Dove? Ho fatto fino al confine con la Grecia, tutta la costa, quindi Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, nessun problema. In Albania è legale, ma negli altri stati nessun problema. Allora, che mezzo è questo? È un Patrol GRY61. D'accordo. L'hai camperizzato tu? Esatto, sì. Benissimo. Noi facciamo gli allestimenti insomma di lavoro. Poi questa qua è una nostra soluzione provvisoria perché purtroppo il tempo per noi, per i nostri mezzi non c'è mai. D'accordo, fate gli altri, non fate i vostri. Esatto. Il Ok. calzolaio gira sempre le scarpe bucate, no? D'accordo. E praticamente poi per andare ad aprire il letto si smolla la cinghietta che tiene vicino Certo. i due lati Ah. e scende il letto e permette di dormire all'interno del mezzo avendo comunque dei sedili utilizzabili in marcia senza grossi problemi, magari si sta un po' più scomodi, però l'idea è appunto di notte dormire all'interno per essere più sicuri e nel caso in cui si debba partire in velocità si riesce a passare davanti e a mettere in moto e spostarsi. Da qui escono i tubi, si vanno a inserire dentro dal finestrino con un adattatore, inseriscono dentro al vetro i due tubi per canalizzare l'aria, poi il tubo di scarica, c'è dentro il macchinario per riscaldare con il gasolio. Fantastico. Quindi questo qua è sempre montato esternamente al mezzo perché in ottica di viaggi lunghi dove magari si va al caldo non serve avere con sé il riscaldatore a gasolio, si rimuove il cassone con il riscaldatore, si può mettere un cassone con altri attrezzi o cose più utili per quel tipo di viaggio in modo che sia modulare in base a quel tipo di viaggio che si va ad affrontare. Allora, tu mi stavi dicendo che camperizzate, quindi Esatto. cosa siete? Una piccola Siamo io e mio azienda? fratello che facciamo allestimenti su misura dal punto di vista della falegnameria, dal punto di vista della carpenteria, quindi riusciamo a realizzare accessori su misura, poi abbiamo un po' di accessori nostri universali, supporti per le bombe del gas. Dove avete il laboratorio? A Meretto di Tomba, Udine insomma. Ah, benissimo, perfetto. Quindi avete anche un sito web? No, noi ad ora abbiamo solo i social, Ok. quindi siamo su Instagram, TikTok, Facebook. Fantastico, un numero di telefono? Esatto, WhatsApp, Perfetto. tanto, la mail. Allora, adesso l'alimentazione è un po' mista, poi verrà definitiva con la EcoFlow Delta 2, quindi con Power Station, in modo che sia anche quella movibile per... E i pannelli solari? Ad ora niente, li metteremo sul cofano. Sul C'è cofano. c'è un kit... Ma si possono mettere a livello di normativa di legge sul cofano? Sì, insomma, tecnicamente no, non potresti mettere da nessuna parte, ogni modifica che vai a fare al mezzo andrebbe omologata, però insomma è tollerata, mettiamola così, è tollerata. Eccoci qua, abbiamo i nostri vicini. Tu chi sei? Andrea. Ciao Andrea. E Tatiana? E? Diletta. Ciao Diletta. Allora, che mezzo è questo? Questo è un California Beach T6. Di che anno è? 2019. 16. Da quanto tempo? 16, 2016, d'accordo. Da quant'è che ce l'avete? 9 anni. 9 anni. Mostriamo un po' come l'interno? Sì. Si può? Toc toc, avanti.
Diletta, dai, su, spiega un po' il camperino, com'è? Allora, qui c'è il letto che sarebbero i 3 sedili che vengono sdraiati. Certo. Mentre di qua c'è un mobiletto che ha costruito mio papà. Sì. E poi qui c'è ovviamente il tetto che è a soffietto che si alza. Dove voi dormite? Perché Esatto. poi questo tetto viene abbassato e c'è Esatto. lo spazio per poter andare a dormire. Fantastico, benissimo. E come alimentazione cosa abbiamo? Allora, abbiamo il posto di dietro che abbiamo dei cassettoni dove tu tiri fuori e c'è il cibo e le pentole, insomma, gli strumenti per cucinare. Che carina che sei, alimentazione io intendevo elettrica e lei pensava già al mangiare. Fantastica. Allora, questo veicolo come lo alimentiamo? C'è una batteria, c'è un qualcosa? Batteria con pannelli. Aspetta, che mi giro verso il papà. Lei pensava subito al mangiare. Vai. Una batteria ausiliaria con 2 pannelli fotovoltaici che vanno a integrare l'alimentazione. D'accordo, allora il pannello ce l'avete sopra? Sopra 2 pannelli. D'accordo, sono da 120 mi pare. Ok. 100. E con quelli voi riuscite tranquillamente a... Sì, a essere autonomi, nel senso con frigo, ventole, ricariche cellulari e quelle cose. Fantastico. Allora, voi principalmente fate libera? Sì, libera, pochissimo campeggio. Benissimo. Avete mai avuto problemi con la libera? Nel senso che vi sono venuti a bussare, a dire no, quando potete stare? Una volta in un lago ci hanno detto la notte non potete restare, dovete andare via. Questo dove? Il lago del Miss. Lago del Miss. Ok, d'accordo. Poi comunque cerchiamo di essere sempre molto discreti e magari fuori stagione si può osare più vicino alle mete turistiche che comunque non sono turistiche in inverno. Certo. E durante l'estate più la montagna e cose. D'accordo. E lì non avete mai avuto nessun tipo di problema? No, non abbiamo mai avuto. Ok, d'accordo. Cassettoni. Cassettoni. Allora, la camperizzazione l'hai fatta te? Sì. Benissimo. Allora, cassettoni. Allora, 2 cassettoni, uno con pentolame, piatti, bicchieri, stoviglie, eccetera. E l'altro un po' dispensa. Sopra ho fatto 2 coperchi di legno che dopo uso come mensole, ad esempio quello là l'ho usato come mensole sullo scabello. Certo. Il frigo. Ok. Il frigo è alimentato da? È alimentato dalla batteria 12 volte. Benissimo, d'accordo, perfetto. Abbiamo 2 posti letto sotto e 2 posti letto sopra. Ah, mostra. Allora, in pratica siamo curiosi, noi siamo curiosi. Questo qua va dietro e qua c'è la pompetta dell'acqua. Ok. Dove va a pescare in una tanica che ho qua dietro. D'accordo. Tanica da 20 litri. D'accordo. Ok. Ho messo questa qua con adesso è tutto dietro là comunque. Ho messo il telecomando per accenderla e spegnerla. Va bene. E quindi quando quella qua. Nel senso adesso e qui c'è il rubinetto comunque da aprire e chiudere. Allora, la cosa di cui tu sei più orgoglioso nella camperizzazione? C'è proprio una roba che tu hai detto, questo qua l'ho fatto bene, sono contento. Il mobiletto. Intanto qua abbiamo l'acqua che va sempre a pescare da quella che c'è dietro, qua c'è sempre il rubinetto e ho un telecomando che è qua per attivarla e disattivarla l'acqua, quindi ho portato l'acqua anche qua davanti nel mobiletto. Questo mobiletto sotto ha il potti. Sì. Anche questo. Qua c'è il potti. Va bene. E ho fatto un cassetto. Questo qua è un cassetto. D'accordo. Una mensola dove che si può fare da tavolino e mangiare. Molto bello. Sì, assolutamente. Ma allora io vedo che comunque questa qua è una macchina che viene utilizzata per tutti i giorni perché poi qua sotto avete i sedili. Un'altra cosa che ho rifatto tutti i cassetti perché erano dei cassetti che erano alti così e quindi li ho rifatti completamente e ci sta il doppio delle cose dentro. Fantastico. Questo si alza e viene fuori un tavolinetto
che si mangia. Qua sotto abbiamo, che deve essere ancora completato, l'ho un po' tolto un po' di pezzi perché pesava troppo. Sì. E questo qua va ad incastro. va ad incastro dentro. Hai capito. Aspetta, hai capito. Ingegnosissimo. Eccolo qua. Ok. Tac. E questo tavolo da pranzo. Vai. Questo tavolino è stato un po' preso lo spunto da varie immagini che c'erano su internet, dove ho costruito in pratica questi ganci con le stampate 3D. Certo. E ho fatto questa mensola che è utilissima, nel senso per appoggiare e cucinare le cose. Vuoi basto riscaldatore? Sì. Allora, qua c'era una griglietta. Sì. Cos'è che ho fatto? Ho costruito questa mascherina. Sì. Con la possibilità di aggiungere un tubo, ok, per portare sul caldo nella parte superiore. Ah, d'accordo. Ok. Adesso questo qua ho fatto un filetto interno dove avvito il tubo. Certo. Quindi è una bocchetta filettata. Una bocchetta filettata e poi attaccato dove si vuole. Se non ci fosse il tubo, col e basto, comunque il riscaldamento arriva su? Pochissimo. Pochissimo. E giù si muore dal caldo. Quindi sotto avete tanto caldo e sopra poco. C'è sempre una tenda, nel senso, quindi è meno caldo. Però sotto ci si cucina, nel senso. D'accordo. Così è risolto il problema di sotto, che è più caldo, e sopra che è più freddo, nel senso si porta su tutta la E questo caldo in inverno vi fa condensa? No. Beh, sopra sì. Sopra nella parte di plastica si vede un po' di condensa. D'accordo, ma non da gocciolare e bagnare il materasso? No, o sui vetri, ma quello è normale. D'accordo, certo, ovviamente. Ovviamente. Mi raccontavi che nel portellone posteriore hai messo il tubo, che è questo qua. È un tubo idraulico. D'accordo, per la doccia, no? Sì, per la doccia, per fare la doccia. Perché pensavo che comunque col sole si scaldasse, ma alla fine no, solo come riserva di acqua aggiuntiva. Ma se lo mettevi in nero magari forse scaldava di più, può essere, forse qualcosina, forse qualcosa, ma proprio zero riscaldarlo. Quindi tubo in plastica nero per fare la doccia calda, no. Oppure bisogna che sia sempre sotto il sole, forse se sopra il tetto magari vai un po'. Però non ha funzionato. Funziona solo che avendo solo la tanica da 20 litri hai altri 5-7 litri di acqua in più da poter utilizzare per fare la doccia. Che non è poco. Qua abbiamo sempre il problema dei pistoncini che scendono, no? Scendono, magari col freddo è più facile che scendano. Ok. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un pezzo da poter fare da fermo in pratica sul portellone. Lo inserisco. Tac, fatto. E qua non scende più nulla. Qua abbiamo il mitico tonno, giusto? E mostrami la tua macchinina camperizzata, dai, su, dai. Parte dello staff, quelli che hanno organizzato tutto, nei minimi dettagli. Benissimo. Allora, montata su Peugeot, ok, Partner TP. Benissimo. Abbiamo un auto home. All'interno camperizzazione fatta da te. Fatta da me, assolutamente. Ok. Allora, cassettoni in legno estraibili. Cucina. Bravissimo, bello. Top. Qua entriamo a casa di tutti praticamente oggi. Altro cassettone vivande. Bellissimo. Quindi sul cassetto scatola porta tutto. D'accordo. Armadio laterale. Tu puoi dormire anche dentro, certo. Quindi benissimo, a seconda dell'esigenza puoi scegliere fra la tenda o all'interno. Fantastico. E alimentazione elettrica? Ho una Delta 2, una power bank. Vediamo. Qua abbiamo l'armadio. Come mai hai scelto questa tenda? La tenda dell'autohome l'ho trovata di seconda mano, è stato un affare ed era la prima esperienza e siamo partiti così. Poi ho costruito il van. Tu principalmente fai libera? Sì. Hai mai avuto problemi in libera?
No, mai. Mai? Da nessuna parte? No. E il periodo più lungo in libera? Le 2 settimane estive. 15 giorni. Tutta Italia, Puglia, Tutta in Marche, libera senza mai toccare Abruzzo. campeggio? Qualche volta mi sono appoggiato a Resosta Camper, non campeggi. D'accordo, fantastico, bravissimo. Andrea, ciao. Hello, ciao. Allora, organizzatore di un bellissimo evento che sta avendo un grande successo, è il primo e già siamo in tantissimi, ma io oggi volevo chiederti come hai camperizzato il tuo furgoncino. Allora, vai, mostra. vai, io ti seguo. Questo... Allora, innanzitutto che mezzo è? Allora, questo è un Mitsubishi che da noi si chiama Space Gear, in Giappone si chiamava Delica. D'accordo. Prezzo del mezzo? Guarda, all'incirca non saprei. 20.000, 30.000, perché sono introvabili, quindi ok, quindi senza prezzo. Quindi parliamo comunque di un mezzo che ha più di 25 anni, quindi... D'accordo, è tenuto benissimo. Perché è stato un mezzo fuori strada, cos'è, un completamente. 4x4? È un 4x4, ha una meccanica praticamente come il Pajero, l'L200. D'accordo. Però sopra quella forma di furgoncino. Io mi ero innamorato di questa macchina che l'avevo vista quando avevo 18 anni, quindi quando sei nel pieno che guardi coupé e le robe così, questa macchina mi aveva incuriosito. Pensa a te. E dopo aver avuto un fuoristrada con delle rogne, sì. L'hai lasciata decantare dopo te la sei comprata? Mi sono ricordato di questa, l'ho cercata, l'ho trovata in Germania perché in Italia non si trovava. E poi con i problemi di una macchina tedesca ho dovuto ristrutturarla, restaurarla proprio completamente. Certo. Metterla a norma per l'Italia? Sì. Più o meno, diciamo. Sì, ma anche ruggine, robe. D'accordo. Sai, comunque 25 anni di Germania fa il suo. Fammela vedere dentro. Certo, adesso non è camperizzata ancora. D'accordo. Però abbiamo una tenda sopra. Abbiamo una tenda sopra. Che tenda abbiamo? Allora, abbiamo una tenda del Decathlon. D'accordo. Prezzo? Mi sembra sui 1.400 adesso. Come ti stai trovando? Benissimo. La cambieresti? La terresti? No, fatta benissimo. Quello che vorrei cambiare è la copertura, perché hanno fatto una copertura che va benissimo ed è fatta molto bene. Va benissimo per una macchina normale, quindi tipo la sua, certo. alta come una macchina normale. Certo. Mentre per un fuoristrada sei scomodo per aprirla. Aprirla e chiuderla. Quanto ci metti ad aprirla? Aprirla 5 minuti. E a chiuderla? A chiuderla un po' di più. Per questo motivo. Bene. Quindi vorrei fare una roba come si usa nelle classiche tende da tetto delle macchine, delle tende da fuoristrada, sì. Con la zip tutto intorno che poi chiudi la copertura. D'accordo. Ed è molto più veloce. Allora, stiamo parlando di un 8 posti, questi sedili qua vengono tirati giù, ok? E quindi sono 2, 4... 5, 6, 7, 8? Sì, quindi hai 3 qua, 3 in mezzo e 2 davanti. Ok. Questi qua spaziosissimo. Di serie scendono e si trasformano in un letto. D'accordo. Però di serie. Di serie. Tu li metti giù, sì, rimangono diti, è un letto matrimoniale. D'accordo. Infatti noi viaggiamo anche in 4, ho 2 ragazze, 2 figlie, quindi usiamo la tenda, 2 su e 2 qua. Ok. E in progress perché adesso la seconda fila la cambierò, che ho preso degli altri sedili, quindi devo fare un settaggio nuovo. Sì, quindi alla fine quando faccio la seconda fila, ribaltando i sedili avrò l'altezza per poi sviluppare il letto, sì. E quindi mi darà l'altezza di quello che sarà poi la zona qua dietro con i soliti cassettoni, frighi e robe. Quindi un po' in progress perché devi trovare le misure per poi andare avanti. Alimentazione elettrica? Alimentazione elettrica pensavo una power station. D'accordo. Anche perché ho una barca. Sì. Quindi la usi di qua e la usi di là. Esatto, sì. Certo. Per non fare i 2 impianti. Ti ritrovi che sto scatolotto alla fine ha dentro tutto quanto, sì, l'inverter. Sì, comodissimo, comodissimo. Sta lì a far menate più che altro. Allora, io ho visto dei lavori qua fatti veramente molto molto bene. Chi vuole essere un po' più smart, più leggero, secondo me appunto una power bank è la soluzione migliore. Però
ammetto, ho visto qua fare dei lavori strepitosi. Ho degli amici che con quel power bank cucinano anche con l'induzione. Tu chi sei? Ciao, mi chiamo Lionello. Benissimo, allora Lionello, quello lì è il tuo mezzo. Sì. Che mezzo è? È uno Hyundai Terracan. D'accordo, camperizzato da te. È tutto autoallestito, assolutamente. Fantastico, andiamo a vederlo. Grazie. Dai, giù di qua. Allora, iniziamo con tendalino. Tendalone, no? Tendalino. Partiamo dall'esterno, quindi abbiamo un tendalino Mm-hmm. e una tenda 190. Aspetta, il tendalino cos'è? Di che marca? È tutto Carcamp. Ok. Al momento è tutto Carcamp, che è un importatore del milanese. Sì. E tendalino, tenda 190 x 240 perché siamo in 4. Sì. E di tutto ho poi le chiusure fino a terra perché cerchiamo di stare il più lontano dai campeggi possibile. D'accordo, quindi fate principalmente libera. Quando è possibile, in sicurezza, sì. Avete mai avuto problemi in libera? Ti direi no, un paio d'anni fa in Croazia abbiamo avuto un controllo. È venuta la molto comunale? leggero. No, è venuto a titolare il campeggio di fianco. Ah, d'accordo, perché se veniva la comunale vi faceva la multa. No, è stato molto... Sapete che la Croazia è territorio ostile, sì, da quel punto di abbastanza. vista lì. Abbastanza, però ci si barca bene. Bene, allora quanti posti è questa tenda? Qui si dorme, noi dormiamo in 4 con una bimba di 9 e un bimbo di 8. Benissimo. E... Quanto ci metti ad aprirla? Allestita tutta col gonfiaggio di materasso, luci eccetera, ti direi una decina di minuti. E a chiuderla? Altrettanti. D'accordo, andiamo a vederla? Andiamo a vederla. Vai. Hop, hop, hop. Allora, qua dentro già è una mezza casa. Qui abbiamo montato molto interessante. Beh. Prego. Con permesso, eccoci qua. Al momento non v'è nulla di allestito, ma sopra, aspetta che vi apro così puoi fare un salto su. È enorme! È tanto grande. Sì. Dall'altro canto in 4 abbiamo bisogno di spazio, assolutamente, però è un'ottima soluzione per stare tutti insieme. Sì. Prego. Sembra anche fatta con un materiale di alta qualità. Sì, è un bel prodotto. Con permesso. Qua dentro ci dormite in 4. Porca miseria. Grandissima, bellissima. Molto molto bella. Qua avete lo spazio in caso che piova, eccetera. Qui sì, se piove o zanzare è un'ottima soluzione. Certo. Ovviamente si apre da tutti e tre i lati, e più è comunicante con la macchina. Ok, qua sei andato a rubare in chiesa, vedo. Sì, sì, ci siamo procurati un po' di cambi. Luci per la cucina o docce. Qui abbiamo i 3 fuochi. Certo. Con la bomboletta di gas là. Certo. A chi mi chiede se sono tranquillo col gas dentro, sì, ce l'ho così da anni. 60 litri d'acqua. Abbiamo un gavone tecnico dove metto ricambi, attrezzature varie, avviatore, c'è di tutto di più. Questo è il cassetto dei desideri. E poi sotto abbiamo un pochino di cambusa, misto, asciugamani e similari. Allora, col frigo come ti trovi? Col frigo mi trovo molto bene, è un frigo a compressore e se dovessi rifare la camperizzazione lo porterei più in basso. Comunque sto progettando un sistema per portare il frigo sui sedili, per cui perdo un posto a sedere, ma di fatto guadagno spazio in baule e porto il frigo accessibile anche in viaggio, perché chiaramente quando siamo in viaggio il frigo non è apribile. Alimentazione elettrica? Alimentazione elettrica 12 volt, se serve lo passo in 220. Sì. Ho un impianto con batteria al litio 2 da 100 ampere. L'hai fatto a te? L'ho fatto tutto io col sistema della Victron. E la possibilità di collegarci dei pannelli solari, chiaramente. Certo. E al momento non sono mai sceso sotto l'80% facendo 3 notti, per cui 4 giornate in libera. In libera, sì. d'accordo. Devo dire che tendenzialmente mi sposto di giorno, quindi carico con le batterie. Serbatoio acqua? Serbatoio acqua 60 litri, per quest'anno è ancora fredda e prossimo anno probabilmente mi collegherò con uno scambiatore all'acqua motore, perché siccome viaggio tutti i giorni porterò acqua calda utilizzando l'acqua del motore. Ah, d'accordo, fantastico. Quindi è un impianto che viene montato? Come sì, funziona? Sarà un bypass per la linea acqua calda che prenderà acqua dal serbatoio, gli farà un piccolo polmoncino in cofano, per cui manterrà anche calore anche mentre sono fermo. D'accordo. E sostanzialmente è uno scambiatore, quindi tu hai l'acqua motore che passa di fianco all'acqua sanitaria
e porterò poi fuori, porterò l'uscita o qua o all'esterno del veicolo. Sto anche pensando di fare il carico dall'esterno. Dai, su. Allora, navigazione abbiamo 2 GPS, uno tendo ad avere la ridondanza ovunque posso, sia in mare che in macchina. Quindi ho un navigatore su piattaforma Android dove utilizzo un'applicazione che si chiama Osmand. È un'applicazione a mio parere stupenda perché lavora offline, scarichi le mappe e hai le carte topografiche, quindi riesci a vedere e percorsi. costa? Una sciocchezza, mi pare 30 euro l'anno, a occhio, a memoria, una sciocchezza. D'accordo. Di fianco ho messo un Garmin che però mi dà il punto GPS. Quindi in caso di problemi o se mi devo far recuperare ho le due soluzioni. Certo. In un caso solo le coordinate, poi lo uso per velocità, chilometri parziali, eccetera. Certo. E cosa abbiamo messo? Abbiamo messo, visto che questo motore tende ad avere dei problemini di temperatura, in basso a sinistra vedete un termostato digitale che mi dà l'acqua in uscita da blocco motore, temperatura acqua in uscita da blocco motore, in verde batteria motore, in blu batteria servizi. E poi a livello di comunicazioni radio abbiamo un VHF e un CB. 2 illuminazioni da campo, certo, durante pasti o se bisogna lavorare abbiamo un'illuminazione all'interno del profilo del tendalino dove ci sta il paletto, entra dentro e non dà nessun fastidio, non si sente nulla, e qui c'è una strip LED di quelle in silicone. D'accordo. E per il momento whisky, ovvero il dopo cena, tranquilli, sereni, godendosi le stelle eccetera, ci sono delle illuminazioni sottopedane separate a destra e a sinistra. Allora, questa sera dopo il 10° mojito mi tatui una lavatrice sulla schiena. Facciamo così? Non ho materiale, se no. Così. Senti, ci mostreresti il tuo furgoncino? Allora, ti va? Un po', certo. Ciao. Vi ho disturbati? No, stiamo creando. Ah, bello. Noi ammazziamo il tempo facendo delle cose, tipo dei lavoretti così. Adesso faccio vedere uno finito. Vedo ferri di cavallo. Perché ho i cavalli, quindi sono veri ferri di cavallo. Mamma mia, bellissimi, complimenti. Allora, mio nonno ferrava i cavalli. Ecco. Io a casa ho secchi di ferri di cavallo. Sai dove portarli adesso? Allora, via, si parte, con permesso, toc. Sì. Tanto piano bar. Piano bar che non deve mancare. In Friuli mai. Poi non deve mancare neanche l'energia. Quindi qua abbiamo batterie EcoFlow. Ah, fantastica. Abbiamo riscaldatore, ma ovviamente adesso non serve. Certo. Una bella dispensa di cibo e cose che ci servono. Poi abbiamo, non può mancare il potti, giusto? Certo. Tutto fatto da noi qua, E dopodiché abbiamo il frigorifero. Certo. E l'armadietto dove riporre le cose. D'accordo. Se ci serve l'EcoFlow che fa sia aria fredda che calda. D'accordo. Letto. Benissimo. E la tenda? Cameretta anche, Abbiamo una cameretta davanti. Mostra, pure, dai, sì. Sono curioso. Guarda, amore, tu che non ti schiaccio. Questa è l'altra cameretta. Ah, cavoli. Qui abbiamo fatto, è un divano apposta. E ci sono 2 sgabelli sotto che lo tengono ed è stabilissimo. Ma fantastico. Yeppa. E sopra abbiamo qualcosa? No, non abbiamo niente. Solo l'ombrellone, casereccio. Ok, spiaggia via. e lavoretti. Fantastico, Yeppa. bellissimo. Tu chi sei? Sono Michael. Ciao Michael. Allora, iniziamo dal retro del tuo furgone perché abbiamo una tenda veramente strepitosa che va a coprire la parte dove c'è il portellone ad apertura superiore, diciamolo così, ok. E questo crea un enorme spazio ulteriore a un mezzo, dando la possibilità di avere tutta la cucina dietro. Infatti abbiamo fornello, qui c'è il frigo, il lavandino con 2 taniche per l'acqua chiara e l'acqua grigia. Un semplicissimo rubinetto a batteria. D'accordo. Veramente ottimo, è funzionale. E beh, semplicissimo, fatto tutto in casa. Allora, ti interrompo. Io vedo che davanti non hai tolto i sedili, quindi è la tua macchina. Sì, questa è la macchina di tutti i giorni, la usiamo per andare a lavorare, per andare in giro, per andare in viaggio, per andare dappertutto. Che mezzo è? È un Volkswagen T5 del 2008. Sì. È un multivan con i 5 posti, abbiamo tolto i 2 sedili.
Siamo all'interno del furgoncino, estremamente spazioso direi, e qua vedo che hai un cassone. Sì, dove? Questo qui abbiamo fatto questa cassa qui dalla parte dove c'è il seggiolino della bambina, così non andiamo a togliere posti utili per uscire anche in 5. Da questa parte abbiamo una cassa comoda per riporre un po' varie cose. Sì. E di qua voilà, il trono del re. abbiamo il trono del re con apertura automatica, neanche fatto caso. No, fantastico, veramente, complimenti. È comodo in caso di qualsiasi bisogno, anche quando siamo... Tutto removibile. Sì, questa qui è una cassa che è veramente solo qui appoggiata, fissata con 2 viti sotto, giusto che non vada in giro. Ok, sopra abbiamo una tenda. Sopra abbiamo una tenda della Sweepy australiana. Sì. E una marca rara perché non si vede tanto in giro, è anche difficile da trovare. L'ho trovata usata, comodissima, grande, spaziosa. Quanto l'hai pagata usato? 1.200 euro. 1.200 euro, d'accordo. Sì. È una tenda che ha anche il guscio in caso si voglia dormire d'inverno? Lo sai o non lo sai? Non lo so, non lo perché sai. la versione nuova mi sembra di sì, questa no, perché è parecchio vecchiotta. D'accordo, quanti posti tiene? Sono 2 posti ma veramente comodi, perché fa 1,45 m per 2,10 m di spazio di materasso. Voi siete? Ciao, buongiorno, sono Andrea. Emanuela. Allora, cosa hai camperizzato? Camperizzato un po' tutto qua. Sì, allora, il veicolo, che veicolo è? Il veicolo è un Toyota Land Cruiser 100. D'accordo, la camperizzazione l'hai fatta tu? La camperizzazione l'ho fatta quasi tutta io. Bene, avete una tenda da tetto, quindi dormite sopra? Abbiamo una tenda da tetto che dormiamo sopra. Potete dormire anche sotto? Cambiando delle caratteristiche. Quindi è modulabile e potete anche dormire sotto. Guardiamo l'interno, dai, via! Abbiamo fatto dei lavoroni qua, c'è una roba da poco. Questo è un lavoro che hai fatto tutto tu? Questo qua li ho comprati già pronti, sono 2 cassette ARB. D'accordo, okay. Quindi l'azienda è ARB. ARB. Benissimo, scorrevole, chiavi, con poter chiave, chiudere. Tutto quanto. Questo qua l'ho realizzato io. D'accordo. Perché c'era un pannello qua fisso, ho fatto una apertura per avere attrezzatura in più. Oh. Fighissimo, d'accordo. Ho anche l'impianto elettrico, ti mostrerò dopo. Vai. Qua ho l'interruttore per l'inverter. Qua una presa sia USB che tutto quanto. Qui sotto c'è una terza batteria motore. D'accordo. E dall'altra parte ho una batteria a litio. Ok. Così. Bravissimo, bello, complimenti. Scusa, quanto può costare una macchina così, senza la camperizzazione? Solo la macchina originale costa, siamo intorno ai 15.000, dai 15.000 ai 20.000 euro. Ah, d'accordo, va bene. Quindi... Se la vuoi manuale la trovi sui 30.000. 30.000, d'accordo. Qua abbiamo, qua abbiamo un sacco di acqua. Quanta acqua c'è qua dentro? Qua dentro, quando è pieno, siamo a 150 litri. 150 litri, sì. Ok. Pompa dell'acqua, tutto quanto, un piccolo armadietto per i vari vestiti per non aver tutto sparso per la macchina. D'accordo, e fate libera principalmente? Facciamo solo libera. Fate solamente. Avete mai avuto problemi in libera? No, mai. Mai avuto nessun problema? Mai. Il viaggio più lungo che avete fatto in libera? L'anno scorso che siamo andati in Turchia. E quanti giorni siete stati? Siamo stati 5 settimane. 5 settimane senza mai rifornirvi da nessuna parte? Da nessuna parte. Porca miseria, cavoli, tanta roba, Qua c'è un tendalino per la doccia. D'accordo, la James Baroud, certo, ottimo tendalino. E la tenda che marca è? Una James Baroud. Sempre James Baroud, d'accordo. Modello, sai? Modello è l'Space. A corrente cos'hai? Allora, io a corrente ho una batteria Victron, sì. 330 ampere. Sì. Se per sbaglio mi serve che vado via in inverno, eccetera, eccetera, metto la copertura intorno alla tenda. Ah, ok. E posso mettere con l'inverter metto sulla coperta riscaldata, in poche parole. Ah, fantastico. Quindi, corrente, tenda coperta riscaldata, elettrica. Elettrica e fine. Vado tutto di elettrico. Io qua non cucino a gas, ma cucino tutto elettrico con l'induzione. Ma tu mi stavi nascondendo la parte più interessante. Guarda qua che roba. Porca miseria. Allora, con questa qua avete fatto 4 settimane in autonomia. Sì. Qua c'è un inverter da 3000 watt che non li usi mai, però è meglio in più che in meno. Certo.
un MPPT che in questo momento non è collegato perché non ho i pannelli solari all'interno. D'accordo. Sopra. Ho dei pannelli solari, quelli pieghevoli. Va bene. Che metti. Orion XS 12 50 A, quindi con la batteria motore. Una volta che è acceso mi ricarica 50 A in batteria a litio. Mi ricarica tutto quanto. Perfetto. E qua ci sono le varie utenze. Ma questo impianto l'hai fatto tu? Questo qua me lo sono fatto io a casa. Complimenti. Infatti sul mio canale YouTube l'ho messo un po'. Ah, hai un canale YouTube? Sì, che canale hai? Andrea Emanuela 4x4 Overlanding. Bellissimo, andremo a vederlo assolutamente. Allora, qui abbiamo l'aggregato e la fanatica del campeggio, giusto? Teoricamente sì. D'accordo, allora mi hanno detto che voi avete camperizzato il mezzo appositamente per questo evento? O l'avevate già fatto qualcosina? L'abbiamo già fatto prima, però l'abbiamo usato, diciamo così, per la prima volta per questo evento. Quindi questa è la prima È volta? la primissima volta in assoluto. Bellissimo, allora io vedo che dietro avete una tenda molto comoda e interessante che va a creare dello spazio ulteriore al furgoncino per poter mettere all'interno. Sì, noi all'interno mettiamo il frigo, Mm-hmm. diciamo che è una specie di districatoio, là abbiamo il WC chimico. Ah, bellissimo, abbiamo anche Sì, perché di notte usiamo la tenda con... frequentemente. Ah, fantastico. C'è il lavandino con un piccolo piano cottura che in realtà non usiamo perché abbiamo la cucinetta lì, abbiamo Certo. sul letto Certo. e stasera vedremo. Chi ha fatto la camperizzazione? Abbiamo trovato una ragazza su Instagram, Alice, Kit Camperizzazione Alice, di Vicenza. D'accordo. E ve l'ha fatta su misura? Fatta su misura assolutamente perché è un po' particolare come mezzo dentro Certo. il torneo, non E si presta tantissimo. Se posso chiedervi quanto l'avete pagata? 1.600. 1.600, Con d'accordo. materassi, con il lavandino, col rubinetto, con le taniche, col portaposate, insomma abbastanza accessoriato, diciamo. Ah, ok, allora quindi sono 1.600 euro la struttura, i materassi, i cuscini, Sì, tutto insieme. il lavandino, il lavandino elettrico? Il rubinetto elettrico, sì. D'accordo, molto bella. Non l'ho Sì. lasciato montare. In che materiale si sa? Penso che sia legno nautico, si dice così, Luciano? Sì, è compensato quello del legno nautico. Ah, legno nautico, benissimo, d'accordo. Bene, allora la struttura interna del veicolo è veramente molto bella, è spaziosa, insomma, Sì, per essere un tutto sommato, veicolo non enorme, no? non è Avete spazio con permesso. Sì, prego, vai pure. Molto bello. E questa tendina qua invece di che L'abbiamo marca è? presa, è una Berger. Una Berger, d'accordo. L'abbiamo presa Costo? online, un 107, era in 107. offerta. D'accordo. l'abbiamo E l'avete presa su Amazon? No, online, proprio sul sito della Berger. Ah, sul sito della Berger, d'accordo. Per montarla ci mettete tanto? No, quarto d'ora. E per piegarla e metterla via? Un po' di più. Sì. Ciao, come ti chiami? Ciao Lucia. Ciao Lucia. Allora, cosa hai camperizzato? Ford Tourneo Courier. Benissimo. E cosa avete deciso di fare? Allora è una scatola Mhm. con due cassetti. Qua D'accordo. c'è la cucina con il fornello e qua varie di cucina. Certo. Questo è il vano delle taniche, sono due taniche da 10 litri. Sì. E questo invece è il cassetto varie. D'accordo. Dormite dentro, Dormiamo vedo, perché dentro, avete sì. i materassoni, quindi cosa fate? Buttate giù... Sì, buttiamo giù questo piano. Che ha libro? Sì, Sì. per ora. Ora non è libro, ora scorre. Diventerà libro. Esatto, ha queste cerniere staccabili. Ah, d'accordo. E poi c'è ancora uno, viene un pianale da 1,90 e ha Benissimo. 4 gambe. Perfetto. E poi ci sono questi materassi che fanno tutto il pianale. Ah, ok, fantastico. Frigorifero. Sì, faccio vedere dentro. D'accordo. Abbiamo Allora. batteria. Ok, che batteria avete? Bluetti d'accordo. AC70. Mhm. Un frigo D'accordo. con compressore tutto. Batterino. D'accordo. E basta, poi varie, griglia e tutto. Certo, tutto quello che serve per il cose di campeggio. arrampicata, che non- Che per essere una macchinina piccola, vi siete organizzati molto molto bene. Sì, alla fine ti viene un letto da 1,90, perciò. Una cosa di cui vai orgogliosissima, ti prego. Ok, La nostra lavandina questo è di Ikea. certo. Bucato, così Certo. qua. Mhm. Vabbè, non Legato importa. al rail della macchina e c'è questa pompetta. Ok, elettrica. Ah, ok, USB quindi. Sì. Mhm. Sì, e a batteria E quanti litri avete?
È attaccato la tanica da 10, abbiamo un'altra da 10 di backup. Ok, quindi 20 litri. Sì. Perfetto, lì lavate le stoviglie, Sì, l'insalata, esatto, con eccetera, 10 eccetera. litri un giorno. È acqua potabile? Acqua potabile. Fantastico, va bene, sei contenta? Sì, grazie. Qua proprio sì. Tiriamo giù il pareo. Esatto, sta asciugando. Vabbè, allora tu devi pensare che io e mia moglie abbiamo iniziato con i sacchi a pelo direttamente sui sedili della macchina. No, ecco sì, c'ho un sacco a pelo. Okay. No, eravamo cuscini. molto più spartani. Poi piano piano, insomma, se uno si appassiona, va creando una situazione all'interno della macchina quello che questa serve. qua è quello che serve. Quindi? Niente, quindi la camperizzazione estensibile, Mhm. in modo tale che sia un po' più comoda. Mhm. Poi un po' di cassetteria alla vettura. Bello, guarda lì che roba, organizzato molto bene. Mhm. E qua c'è il coso lavandino, Certo. una piccola pompetta, Mhm. e tutto quello che mi serve. Non ho ancora batterie, non ho ancora frigo, non ho niente. Tutto removibile. Tutto removibile. D'accordo. E hai fatto libera? Fai principalmente libera? Dormi in libera? Cosa vuol dire? Sì, sì, Cioè, no, in realtà- no, campeggio proprio. No, cioè libera, sì. Sì, in Dove- libera. Ma hai mai avuto problemi? La comunale ti è venuta a bussare? No, ho ancora poca esperienza, non ho ancora fatto così tanti D'accordo. giri da dire. Sì, però non hai avuto esperienze negative. No. D'accordo. Voi fate libera? Sì. Ok, hai avuto problemi, Solo una qualcosa? volta In piazza Roma? Che hanno detto, cosa fate qua? in Croazia c'è il parco che si chiama Paklenica Mhm. e ci eravamo messi fuori dall'entrata del parco, c'è un piccolo parcheggino. Sì. E sono venuti a bussarci all'apertura del parco alle Sì. 6, 5 di mattina. Sì. E ci ha fatto spostare. No, non so siete quando. stati fortunati perché Sì. sapete che in Croazia non scherzano. Allora mettiamo subito le cose in chiaro. Primo premio per il mezzo più vecchio del raduno, giusto? Sì, esatto. Ok, si chiama Ubaldo. Si chiama Ubaldo. Tu ti chiami invece? Io mi chiamo Nicola. D'accordo. E lui è del 1980. Ma li porta benissimo. Mi porta bene, sì. Quanti chilometri ha il mezzo? E il chilometri in mezzo a 180.000 chilometri. Ok, quindi nulla, perché è un mezzo che ha 40 Ha anni. 40 anni, è del 1980. E tu ti sei innamorato? Io mi sono innamorato. L'hai preso dove? L'ho preso a Padova. Ah, fantastico. Sì, qualche anno fa e l'ho visto ed è stato primo amore. L'avevo portato a casa in giornata. Fantastico. Allora, l'hai camperizzato tu, vedo? Non in tutto, parte? in parte era camperizzato dal precedente proprietario, in parte qualcosina l'avevo aggiunto io. Sì. Ok, fammi vedere la camperizzazione. Allora, la camperizzazione è molto semplice. Sì. Partiamo da una panca da penso 10 euro, costruita con 2 viti e un po' di legno di recupero. D'accordo. Un piccolo puff porta oggetti, dentro ci tengo carta igienica e vari Cose di servizio. Mhm. E qua sotto abbiamo 2 taniche da 20 litri l'una per l'acqua potabile e acqua per la doccia. Perfetto. Il bagno Sì. è un separatore. Ok. La doccia è un piccolo spazio di stivaggio per i vestiti. Il letto è un letto matrimoniale, sempre di recupero, è un vecchio letto che avevo a casa di gomma piuma, l'ho tagliato a 1,70 m per Sì. riuscire ad arrivare a filo. Sì. E La nonna ti ha dato le lenzuola. la nonna vedo. mi ha dato le lenzuola, esatto, e sotto la struttura è praticamente fatta di legno, sempre con pezzi di recupero, Ah. smontabile in 3 minuti letteralmente, tutto appoggiato. D'accordo, ma si apre a libero? Come si apre? Il letto? Il letto no, è già aperto, il letto è sempre pronto per essere utilizzato. Ah, d'accordo. E non si apre, soltanto per smontarlo basta portare questo pezzo qui e viene fuori. Ovviamente Norma è tutto removibile. È tutto removibile. D'accordo, è tutto questa è la cosa semplicemente più importante. appoggiato. Guardiamo un attimino dietro. Sì. Dietro altro spazio di stivaggio con stoviglie e insomma varie cose sempre per lo stivaggio. Certo. E qua catene, fornello e fusibili, perché per un mezzo di 40 anni Sì. i fusibili sono fondamentali. È il Viagra. Esatto. E abbiamo oscurato anche i vetri in D'accordo. maniera da avere un po' più di privacy. Certo. E ci sono anche delle tendine all'interno per mantenere un po' di Vedo che hai un tendalino. Abbiamo un tendalino enorme. Ho un tendalino enorme, sì, sono 2,5 metri più o meno. Perfetto. Portapacchi e anche il pannello solare. D'accordo, che viene collegato a che Viene cosa? collegato a un inverter qua e un regolatore di carica. Sì. Ah, d'accordo. E l'hai fatto tu?
Era già predisposto, esatto, ai precedenti proprietari. Bellissimo. Tutti i pezzi dell'anteriore sono originali, quindi abbiamo dei sedili in pelle. Togli il bidone qua, Sì, che certo. vediamo la plancia perché va Tra l'altro vista. questo è il frigo, ragazzi. Ah, ok. Fantastico, guarda qua. Cioè, minimal, ragazzi. È minimal. Qua la tecnologia non c'era ancora. Non c'era la tecnologia e vorrei anche farti vedere l'orologio. Dai, vai. L'orologio è di serie proprio. È un vecchio orologio appoggiato qua alla carica solare. Fantastico. Esatto. Bellissimo, un mezzo meraviglioso, tanti te lo invidiano perché è qualcosa di estremamente particolare, sicuramente non passi inosservato. Una particolarità, quando hai acquistato questo furgoncino qua da delle persone che erano persone anziane? Sì, esatto, una persona che è nata all'inizio degli anni 30. D'accordo, allora piano piano hai scoperto all'interno del veicolo una cosa incredibile, vai, mostra. Ci sono dei segreti, che sono fondamentali per il viaggio. Sì, soprattutto per l'età del mezzo. Esatto. C'è una Madonnina con la calamita qua sotto. È il primo santino. È il primo santino. Ok. E poi ce n'è un altro che ho scoperto proprio. No, ce n'è uno lì. Ce ne sono due qua. Due santini qua. Esatto. D'accordo. E poi ce n'è uno celato. Che l'hai scoperto quando? Lei l'ho scoperto dopo 6 mesi più o meno. Che è qua ed è una calamita sempre con una Madonna. Ma secondo te ce ne saranno altri? E ce ne saranno di sicuro altri da qualche parte e soprattutto sono fondamentali, secondo me. Non li togliere mai. Ti accompagnano non nel li togliere viaggio. mai. Esatto. Fantastico. Grazie, fantastico. ciao. Allora, iniziamo subito. Quanti chilometri ha questo furgone? 1.237.000. Hai cambiato motore, fatto qualcosa? No? Una volta ho dovuto fargli il tagliando completo. Cambio olio e hai messo anche la benzina. E i filtri. Sì. Incredibile, vabbè, camperizzazione fatta da te, immagino. Tutto quanto massima resa con minima spesa, Bellissimo. recupero materiali, abbiamo un forno, abbiamo un frigo pozzetto, 90 litri d'acqua potabile, 3 forni, 3 fuochi, water a scomparsa, poi abbiamo doccia esterna, fotovoltaico, questo si alza, diventa un 4 posti a sedere col tavolino, certo. E se no diventa 185 x 165 come letto. Carrozzeria, l'hai rifatta? Sì. Ok, l'hai fatta tu? Sì. Ok, che tipo di vernice è? Allora, il tipo di vernice, si può dire la marca? Sì. Raptor, però diciamo che la difficoltà sta nel darla su perché bisogna avere delle attrezzature specifiche. Benissimo, quali sono le attrezzature specifiche? Il rullo, come quello di casa. E poi resiste a tutto. Furgone fatto a rullo. A rullo, tutto quanto. Sì. Allora, qua ho l'onore e il piacere di avere davanti a me tutta l'organizzazione del primo raduno da tende da tetto Friuli Venezia Giulia. Bravi ragazzi, un applauso perché la cosa sta venendo veramente molto molto bene. Come è venuta questa idea? Allora, intanto grazie e mi permetto di fare un'aggiunta per correttezza, è quasi tutto il gruppo, nel senso che manca Fabrizio che è il nostro faro in questa avventura e per ragioni di salute purtroppo non è potuto venire qua e quindi unirsi a noi. Ciao Fabri. Ok, però è qua con il cuore, assolutamente, perché l'abbiamo sentito telefonicamente, l'avete sentito telefonicamente, si è emozionato perché comunque è un grande impegno, no? Sono mesi e mesi di lavoro per organizzare tutto qua, cioè non è una roba facile, ma l'idea è venuta perché? Perché siete appassionati, vedo che tutti quanti avete un mezzo con delle tende, quindi da lì è partito. Assolutamente, è la condivisione di una passione e per qualcuno anche di più e quindi il Friuli è una zona stupenda da scoprire che è molto poco conosciuta a mio parere sia in Italia che all'estero e quindi abbiamo deciso di fondare questo gruppo e le nostre attività si svolgeranno tutte in regione. Fantastico, quindi questo è il primo raduno, ne aspettiamo dei prossimi? Assolutamente. Ok, perché insomma il primo è venuto molto bene e quindi ce ne saranno ulteriori. Se qualcuno vuole avere informazioni riguardo alle organizzazioni eccetera eccetera, dove deve andare? Abbiamo una pagina Facebook, Friuli Van Giulia, e da lì ci sono gli aggiornamenti su tutti ok, quindi ci sono tutte le informazioni, i numeri, i contatti eccetera eccetera.
Allora, questa mattina abbiamo ricevuto una grandissima sorpresa. Fabrizio, che è la mente, giusto? E gran parte di cuore. Ok, è la mente e il cuore di questa organizzazione e finalmente abbiamo tutto lo staff al completo. Ragazzi, siete stati magnifici, avete fatto un lavoro enorme e non posso dire che grazie, veramente, a nome di tutti quanti. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi veramente di cuore per essere venuti. Bene squadra, video immenso di oltre un'ora. Se siete arrivati fino a qui o siete appassionati o ci scommetto entro l'anno vi siete comprati una tenda o un materasso da buttare in macchina. Grazie a Dio il video è terminato. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Van life, camperizzazioni, ma soprattutto tanto Friuli e tanta natura. Ragazzi, zaino in spalla e alla prossima.